Il trasporto pubblico locale è una materia residuale di esclusiva competenza delle regioni, eppure il trasporto pubblico in questa regione non funziona. Non funziona perché costano troppo i biglietti e non funziona perché ci sono dei disservizi che non sono in grado di soddisfare i bisogni di mobilità dei cittadini della nostra regione. Lo Stato fa la sua parte, mette una serie di risorse importanti da trasferire alle regioni per l'erogazione del servizio. Le compagnie trasportistiche in parte fanno la loro parte, nel senso che l'utenza è numerosa e la redditività di queste imprese è elevata. Nel triangolo della governance manca la Regione del Veneto, che non soltanto non mette un euro per il trasporto pubblico locale, ma non è neanche in grado di organizzare e di programmare l'erogazione del servizio sul proprio territorio. I risultati sono disservizi continui, costi dei biglietti che aumentano, incapacità di corrispondere ai bisogni. Noi abbiamo lanciato oggi 3 grandi proposte attorno alle quali vogliamo costruire delle iniziative molto concrete. La prima è cominciare a mettere dei soldi in questo comparto. Il trasporto pubblico locale è un diritto sociale delle persone e va garantito anche attraverso l'impegno di risorse economiche regionali. 2, riorganizzare, ristrutturare la miriade, la giungla di soggetti che oggi operano nel mondo del trasporto pubblico locale per poter consentire appunto una gestione più ordinata del servizio e infine immaginare una visione per il trasporto pubblico locale dei prossimi 10 anni di questa regione che rispetto alle regioni anche con termine sta perdendo quotidianamente posizioni. Noi pensiamo che il trasporto pubblico locale debba essere una sorta di carta d'identità di giustizia sociale e di uguaglianza, il Veneto come sempre maglia nera. La solita ipocrisia dell'autonomia zaiana, per cui l'autonomia che chiede Zaia è soltanto un'autonomia in termini economici, dateci più soldi, ma mai una volta uno che ci dica cosa vuole fare con questa autonomia in più. Ricordo che il trasporto pubblico locale è uno degli argomenti su cui, una delle 23 materie su cui Zaia ha chiesto l'autonomia. Se questa è la modalità con cui pensa di svolgere autonomamente la funzione, siamo messi male. E 2, è una proposta di autonomia che nasce soltanto in chiave di contrapposizione con gli altri livelli istituzionali, dimenticando e abbandonando qualsiasi tipo di leale collaborazione che invece è strategico proprio nell'erogazione uniforme e universale dei servizi ai cittadini. Dati alla mano, la Regione Veneto non investe sul trasporto pubblico locale, penultima d'Italia. Se dopo calcoliamo che quei 9 milioni che dichiara di mettere, 8,5 sono soldi sempre dello Stato, risulta evidente che su un tessuto sociale dove le aziende sono prime in Italia in ricavi da traffico, terze in Italia in passeggeri trasportati, diventa evidente che la Regione Veneto punisce le aziende virtuose con il proprio operato di bilancio. Allo stesso tempo questo cosa vuol dire? Costringere le aziende a non dover fare più trasporto pubblico e quindi dover mettere in piedi quell'ossatura socio-economica che tiene in piedi la nostra regione, ma dover dirottare i loro chilometri e le loro ore moto in una regione ad alta densità di turismo come la nostra su quelli che sono i segmenti turistici, ovviamente per motivi di introito e societari che devono permettere di stare in piedi di fronte alla mancanza di una contribuzione pubblica. Nel veneziano diciamo è particolarmente critica perché intanto una buona parte del trasporto veneto la rappresenta Venezia, quasi la metà, e dopo perché ci troviamo di fronte a un territorio dove morfologicamente non esiste il piano B, tanto per capirci, se di notte il panettiere deve andare a fare il suo lavoro e parte da un'isola e gli metti la barca ogni ora, a differenza di quella che hai ogni quarto d'ora per Murano dove ci sono i turisti, diventa evidente che a nuoto non puoi andare, ecco. Ci dicono biglietto unico da una parte, dopo abbiamo 91 contratti di servizio all'interno del Veneto, ultimi dati dell'Osservatorio dei Trasporti, dell'ente regolatore ART, e 30 contratti di servizio tra acqua e gomma senza contare il ferro. Capite bene che passi dal colosso SPA all'aziendina di famiglia, fare un biglietto unico diventa anche di fronte a quelle che sono le forze, le capacità umane e tecnologiche delle aziende di concepirlo. Ma è un argomento insomma questo che avremo modo come gruppo, ecco, diciamo che pungolavo la mia capogruppo per fare una battaglia vera e andare a recuperare un po' di carte per vedere se costa più il biglietto unico o la sperimentazione che abbiamo fatto per il biglietto unico.